Buongiorno cari amici del Marietto Veneziano, benvenuto anche oggi nella nuova pillola. Nella nuova pillola avete visto che sono le sibille interattive e alla domanda per le sibille interattive è valido il mio dentista. Questo perché? Perché mi sono arrivate alcune richieste di segnalazioni di persone che in PVT al telefono su WhatsApp volevano sapere se il suo dentista che avevano attuale o la scelta che stavano facendo per l'apparecchio dentario era valido e quindi mi hanno chiesto di fare una stesa interattiva e il vostro Marietto è qui per servire. Però prima di fare questo vi chiedo di iscrivervi al canale di The Garden Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi Facebook ed eventualmente anche Telegram. I link li trovate qui sotto in descrizione. A lunedì vi ricordo che abbiamo anche degli studi esoterici e sono gratuiti. Bene, adesso il vostro Marietto inizierà con una bella mischiatina delle sibille chiacchierine e poi vediamo se il vostro dentista è veramente valido oppure un birichino. Bene, iniziamo. Prendiamo le nostre sibille, diamo una bella mischiatina e facciamo i nostri 3 mazzetti. Primo mazzetto, secondo mazzetto. Bene, 3 mazzetti abbiamo fatto. Sapete come si lavora sempre con l'interattivo, c'è mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Ripeto, 3, 2, 1. Prendete un bel respiro, rilassatevi, pensate, 1, 2, 3, alla domanda è valido il mio dentista, perché prima o poi tutti devono andare dal dentista e vediamo un po' se il vostro dentista è veramente valido oppure un birichino. Iniziamo subito con il mazzetto numero 1 e vediamo cosa dicono le sibille chiacchierine. Denaro, nemica, bambino, stanza, mettiamole a favore di camera, bene che si possono vedere, vedete? Voilà. Allora, prima carta è denaro, seconda nemica, terza bambino, quarta stanza e quinta morte. Allora, prima cosa che si può vedere è che con denaro il tizio o la dottoressa o il dottore è un pochettino attaccato al vil denaro. E nel suo studio molto probabilmente c'è qualcuno che rema contro, lui cerca di fare qualcosa di positivo e vediamo che anche la stanza è molto protettiva, quindi è un tizio, è vero che per chiaramente gestire i costi deve un po' tenere sotto controllo i prezzi, i costi e quant'altro, cerca di fare qualcosa di positivo, vedete? La stanza sta a indicare che è un posto sicuro, ma attenzione, qui vedete la morte, quindi partenza denaro, fine morte, quello che c'è dentro, insomma, io se fossi in voi cambierei uno studio medico, andrei da uno magari che è un attimino un po' più meno legato al denaro e più legato al paziente. Bene, per chi ha scelto la prima stesa, il consiglio delle sibille chiacchierine è questo. Andiamo con la seconda. Conversazione, amore, nemico, bel vedere e dispiacere. Vediamo anche qua. Qui vediamo invece che lo studio medico è un bel posto, c'è conversazione, c'è praticamente amicizia, il lavoro è fatto con amore, però vediamo che questo studio, questo dottore, questo medico ha qualche nemico che sta aspettando qualcosa. E se quelli che hanno scelto il numero 2, insomma, da questa situazione riceveranno una brutta notizia. Quindi lui parte bene come studio medico, come dottore, però purtroppo ha qualche nemico di troppo e nel suo lavoro è condizionato, e quindi attenzione, perché se avete scelto il mazzetto numero 2, le sibille chiacchierine ci dicono che porterà a qualche dispiacere. Peccato, perché la prima parte della stesa si vede che è un tipo che fa con amore il suo lavoro e che gli piace avere conversazioni nel suo studio, c'è un bel ambiente. Purtroppo è seguito da un nemico che sta aspettando e a voi però vi porterà a dispiacere, quindi attenzione anche al secondo, a chi ha scelto il secondo mazzetto lasciate stare, cercate uno studio medico più valido.
Vediamo la terza, leggerezza, lettera, deliranti, omaggi preziosi e viaggio. Invece qua vediamo qualcosina di nettamente diverso. Vediamo che apre con leggerezza, molto probabilmente ha perso lo studio magari un pochettino così sulle prime, non tanto lanciato a livello professionale, però vediamo che ha avuto dei messaggi anche di persone che sembravano un po' birichine, però vediamo che sul finale questo studio medico è una rivelazione, perché lascia degli omaggi preziosi, quindi dà delle cose buone, e poi vediamo che è anche un tipo, questo studio, questo libro professionista, è un tipo che gli piace cambiare, quindi anche qui direi che è vero che è partito col piede un po' troppo leggero, ha fatto degli errori di gioventù, però sul finale vedo che c'è un omaggio di preziosi e viaggio, quindi è un tipo che molto probabilmente cambierà attitudine, e con omaggi preziosi vedo che molto probabilmente i suoi clienti saranno trattati bene, con un cambiamento. Quindi ha iniziato un pochettino troppo alla leggera, ma sul finale in omaggi preziosi e viaggio diciamo che insomma si è salvato in corner. Quindi dei 3 mazzetti diciamo che chi ha scelto il terzo mazzetto per vedere se il proprio dentista è valido o meno, diciamo che è quello che dà più sicurezza. Quindi i primi 2 mazzetti vi consiglio di cercare studi medici un po' più seri, perché ho sentito appunto che dei clienti di studi medici, pazienti di studi medici, sono stati trattati veramente poco o male. Per questo ho dovuto fare queste sibille interattive per aiutare queste persone che erano un pochettino in difficoltà sulla scelta di alcune offerte anche dentarie che gli erano state mandate e non sapevano quale scegliere. Così, con queste sibille interattive, il vostro Marietto Veneziano spera di aver dato una piccola mano, un piccolo contributo anche a chi segue il canale del vostro Marietto. Bene, cari amici, il vostro Marietto vi saluta, vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegarda Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei gruppi Facebook e di Telegram. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!